di approfondimento su questi due ambiti, agricoltura e turismo, ritenendoli veramente strategici nella prospettiva dello sviluppo e della crescita, insomma, del Veneto. Come sapete, guardando un po' agli anni della crisi che ci sta attanagliando ormai da parecchi, dal 2008 insomma, soprattutto in poi, il settore agricoltura da una parte e il settore turismo dall'altra hanno avuto comunque una tenuta sostanziale. Poi è chiaro che insomma, io parlo anche da agricoltore temporaneamente in sospensione, so bene che il sudore quotidiano di chi coltiva la terra e si trova di fronte anche a dinamiche di mercato molto penalizzanti, non sono rose e fiori, insomma. Però detto questo, complessivamente l'ambito dell'agricoltura in questi anni insomma, ha dato dimostrazione intanto di forte determinazione e vitalità e anche sta aprendo nuove prospettive, soprattutto per l'inserimento dei giovani, soprattutto per quanto riguarda alcune filiere produttive che si stanno rivelando vincenti. D'altra parte l'ambito turistico, i dati insomma, sono sotto gli occhi di tutti, li conoscete, soprattutto chi di voi si occupa quotidianamente di questo settore. Viviamo in un'area, appunto quella della provincia di Venezia in senso stretto, ma del Veneto in generale, dove il turismo è uno dei settori trainanti e che sta aprendo nuovi spazi su frequentazioni. Leggevo proprio ieri, un dato statistico dell'osservatorio. Per esempio il turismo della Cina e il turismo della Russia hanno avuto incrementi che vanno intorno al 40-50% in questi ultimi anni, quindi sono veramente dei patrimoni che dobbiamo sapientemente coltivare e strutturare proprio in vista della crescita del nostro Veneto. Detto questo, ci sono riferimenti normativi che la Regione, partiamo dal settore turistico, che in questi anni sono stati prodotti. L'ultima passo diciamo, significativo al quale molti di voi insomma, hanno anche collaborato nelle fasi di audizione che abbiamo tenuto in Consiglio regionale, in Commissione, a migliorare rispetto ai testi iniziali, e la legge 11 in pratica del turismo nel 2013, che a distanza ormai quasi insomma, di 2 anni comunque ha degli aspetti applicativi sui quali è bene insomma, che ci confrontiamo stamattina e provare a dare anche dei segnali di aggiornamento e di prospettiva migliore rispetto a quello che sta succedendo. Per quanto riguarda lo sviluppo insomma, e l'applicazione del sistema dell'organizzazione e gestione della destinazione, le OGD famose, la delibera che appunto era di fine 2013, anzi le 2 delibere, questa delle OGD e l'altra dell'accoglienza e informazione, diciamo che hanno trovato al momento poche risposte. Ci sono stati degli ambiti, in particolare la costa, diciamo, le spiagge, che si sono mossi in maniera abbastanza autonoma e anche determinata in questo senso e che stanno producendo anche realizzazioni interessanti. Altri ambiti dentro al nostro Veneto che sono ancora al palo. C'è una sfida che coinvolge tutti gli operatori del settore turistico, del settore agricolo, dell'agriturismo e così via, ma che coinvolge anche le amministrazioni comunali, per questo che ritenevo importante la presenza di Maria Rosa Pavanello come Presidente di ANCI Veneto, perché appunto in questa organizzazione territoriale i comuni in generale, i comuni anche associati magari in unione di comuni o in aggregazioni territoriali di vario tipo, hanno e potranno avere un ruolo determinante. E poi ci sono i privati, cioè gli operatori insomma, di categoria, che anche loro in questa fase viene chiesto uno sforzo in più rispetto al passato, cioè la Regione, tenendo conto delle difficoltà di finanziamento, ha cercato con questa legge 11 di coinvolgere proprio gli operatori diretti, quindi con operazioni pubblico-privato che si possono innestare, che dovrebbero essere la novità e la sfida per il futuro di questo settore.
turismo. Teniamo presente che anche su questo aspetto purtroppo in provincia di Venezia siamo in una fase molto critica, perché a fare da motore in queste operazioni dovrebbe essere la città metropolitana, che non è ancora partita. La sospensione, il commissariamento, insomma, sia del Comune di Venezia sia della provincia ha creato delle difficoltà, in particolare nel settore, insomma, del turismo, la PT, le IAT e così via, insomma, si trovano in questo momento in una sospensione così un po' anche fastidiosa, lo dico soprattutto dal punto di vista degli operatori, dei dipendenti di questo settore, ma che comunque dovrà trovare risposta appena parte il percorso della città metropolitana. Quindi direi anche nella scrittura di quello che è lo statuto della città metropolitana, questi elementi di questi due importanti settori, agricoltura e turismo, è necessario che fin da ora, insomma, abbiamo l'attenzione dovuta, perché la città metropolitana sarà uno spazio istituzionale che rappresenta, insomma, una spinta verso il futuro e sul quale anche molti finanziamenti dell'Europa potranno arrivare in maniera puntuale e mirata solo se avremo questa capacità interna nostra di strutturarci, perché non è che l'Europa ci mandi i soldi a prescindere, sono ormai, insomma, i finanziamenti sempre più condizionati da una effettiva poi percorribilità dei progetti, e quindi l'attenzione e la verifica sui progetti da parte dell'Europa è sempre più stretta. Abbiamo visto, insomma, in generale con i fondi europei, dal PSR ai fondi sociali, al fondo, ai fondi FESR e così via, dobbiamo essere preparati e strutturati in modo tale che queste opportunità, insomma, non scivolino da altre parti, perché non siamo in grado di giocarcele fino in fondo. Ecco. Questo proprio come flash introduttivo. Detto questo, allora, Maria Rosa, a te il primo intervento, così per entrare nel merito anche dal tuo punto di vista come Presidente ANCI e comunque come Sindaca, insomma, di un comune importante come Mirano, che nel Milanese sappiamo sta iniziando questo percorso dell'Unione dei Comuni, per cui magari un riferimento, si accennava anche prima per strada venendo qua, insomma, potrebbe essere utile per poi dare spunti anche agli altri interventi. Grazie.